concetto di inclusione è un concetto che è apparentemente molto semplice da comprendere a livello sociale. In realtà nasconde una complessità nel suo significato e soprattutto una grande difficoltà di applicazione nella pratica. Inclusione letteralmente significa chiudere all'interno di qualche cosa qualcuno e quindi questo significato di rinchiudere ci sembra molto diverso dal senso con cui normalmente utilizziamo questo termine a livello sociale, cioè come sinonimo di accoglienza. Dentro cosa andiamo a includere le persone che hanno evidentemente bisogno di questa tipologia di inclusione o di accoglienza? All'interno di quelli che sono i gruppi e le categorie a livello sociale. Gruppi e categorie a livello sociale sono concetti che hanno una forte influenza sul nostro cervello e sul modo in cui noi ragioniamo. Sono state fatte molte ricerche sui fenomeni che vengono definiti in sintesi di in-group e out-group, in cui, in parole molto semplici, abbiamo la tendenza a svalutare chiunque consideriamo all'esterno del nostro gruppo e chiunque consideriamo all'esterno delle categorie che ci sembra ci definiscano e ci rappresentino. Quindi chi è il soggetto dell'inclusione? I soggetti dell'inclusione, se noi andiamo a cercare tutte le pratiche che vengono fatte a livello sociale con questo nome, sono molto spesso considerate delle categorie svantaggiate. Si parla di inclusione parlando per esempio dei ragazzi che hanno delle particolari difficoltà nell'ambito scolastico, oppure si parla di inclusione riguardo alla disabilità, al portatore di handicap, alla necessità di accogliere e includere persone che evidentemente vengono percepite come portatrici di uno svantaggio a livello sociale. In realtà però anche questo concetto è molto complicato, perché se noi possiamo anche solo molto lateralmente e lontanamente considerare effettivamente svantaggiate delle persone che abbiano qualche forma di difficoltà che la società sta cercando in qualche modo di colmare o di gestire, utilizzare questo tipo di concetto per persone semplicemente che esprimono un atteggiamento sessuale particolare, oppure persone che semplicemente provengono dall'estero e che quindi hanno bisogno di inclusione in quanto sono persone immigrate. Ecco, utilizzare questo concetto per parlare di categorie di questo tipo ci fa capire che anche se ci viene naturale pensare che i processi di inclusione riguardino le categorie svantaggiate, in realtà è estremamente difficile dire una cosa del genere e la condizione di svantaggio a livello sociale è anche sempre molto molto difficile da definire e da sostenere. In sintesi, l'articolo di questo libro che parla di inclusione cerca di fare un filo rosso di questo ragionamento per arrivare poi alla conclusione di ciò che rende effettivamente molto difficile nella pratica la pratica stessa dell'inclusione. Inclusione infatti è un qualcosa di diverso da assimilazione. L'assimilazione è una persona esterna al mio gruppo, si modifica fino a somigliare così tanto ai membri interni del gruppo da esservi accolti per somiglianza, perché sostanzialmente tutti i motivi che c'erano alla base del fatto di considerarlo un outgroup sono venuti a cadere. Ma l'inclusione non ha a che fare con l'assimilazione. L'inclusione è una forma di accoglienza che avviene senza il bisogno di cambiare il soggetto e le sue caratteristiche per farlo diventare un in-group. E quindi di fatto è un qualche cosa che riguarda le regole stesse del gruppo, che devono in qualche modo cambiare, essere percepite in una maniera più aperta, di cui le persone che ne fanno parte devono essere consapevoli, in maniera da avere la possibilità appunto di modificare queste regole al fine di accogliere qualcuno all'interno del nostro gruppo sociale. Professionalità. Tecnologia. Flessibilità. Omofobia. Prostituzione. Salute. Persona. Schiavitù. Responsabilità. Essere umano. Animale. Potere. Divorzio. Libertà. Straniero. Pena. Scuola. Identità. Valore. Matrimonio. Inclusione. Famiglia. Politica. Bambino. Donna. Anziano. Anziana.